Ogni volta dobbiamo trovare un modo originale per introdurre la puntata di Baigli che dura 21 minuti di chiacchiere leggere di Marco e Pippo, il trio comico, ma non mi viene in mente niente. E come facciamo a trovare l'idea geniale? Ah, se non lo troviamo, tacchemo stesso. Ma sì, così. infatti. Sì. Tacca lo stesso con Baigli. Alle volte ci complichiamo la vita più del necessario. Baigli, il podcast che non ha bisogno di idee geniali. E non ha bisogno neanche di sfumare. Ogni volta. Senti, questa cosa la dobbiamo risolvere. Te mando a fare un corso di sfumatura. Quando ti si partiva con te mando a fare, mi è venuto un attimo paura. Beh, guarda, ci stavo pensando. E ma poi perché che c'è sempre Marco al comando della tastierina? Ma guarda, suoni? prima o poi la tastiera gliela facciamo sparire da lì e Sì. così i nostri ascoltatori riusciranno a sentire una sfumatura più leggera, più sfumata, delicata, più bella. Esatto. Dai. Allora, Ma non è oggi questo giorno. Non è oggi ma questo neanche giorno. ieri e neanche domani. Ma oggi invece abbiamo la fortuna, anche se non so per chi, di avere il nostro broker di fiducia. Anche se non so quanto senso possa avere continuare a chiamarlo in onda, No, comunque. Guy, tu sei comunque, prevenuto nei suoi confronti. decisamente Sono sì. tantissime le persone che grazie ai suoi consigli hanno migliorato la propria situazione finanziaria. E allora colleghiamoci col grande Maris Jacopone. Ciao ragazzi, scusate, ma sono in call. Strano. Strano sarà con Marino come sempre. Enrico, so Jacopone. Visto prevenuto, non sei con Marino, sei con Enrico non stavolta. sapevo. Enrico, passami Marino. Hai visto? Eccolo. Eccolo, Marino. Sì, Marino, sì. bisogna che se troviamo per rivedere il piano di investimenti. Strano. È il momento giusto per cambiare marcia. Attenzione. Ricordate che se non investi oggi stesso è come avere una bici senza sella e voler andare a fare il passo giau. E a sofferenza ne varrebbe il panorama. Pensiamoci. Cambia marcia, Marino. Ciao ragazzi, sono qua. Ciao Mary, io posso chiedere, ma che razza di esempi fai? Gaetano, tutte strategie di comunicazione che ho appreso negli anni. A Marino che piace i bici, che fa suo esempio con i bici. Ti che te mangi fuori tutti i video poker, te fai esempi con le macchinette che si illumina. Ma io non gioco ai videopoker. Vabbè, dai, Guy, però fatti aiutare da qualcuno. Ma su ti sta tasi, cosa. ma non è vero sta cosa. Senti Jacopone, molte persone ci chiedono se puoi aiutarci a capire la differenza tra azioni e obbligazioni. bravo. Questo aiuterebbe a investire meglio i propri risparmi. Sai che anch'io non ho mai capito le differenze tra azioni e obbligazioni. Ragazzi, Bravo. nel mio lavoro bisogna saper comunicare. Eh. Ti pensa che ho fatto un master a Harvard nel 2003 dal titolo caspita. Saper comunicare in un mondo che ha sempre più bisogno di nozioni semplici e condensate per evitare che una persona si distragga a causa delle 1000 informazioni che riceve quotidianamente dalla società, dal posto di lavoro, dai mass media eccetera, quando invece la semplicità della comunicazione e soprattutto la sintesi aiuterebbe. Sì, Cioè, questo era il titolo. Complimenti per la sintesi. Cioè, possiamo tornare alla domanda però, cioè la differenza tra azioni e Sì, obbligazioni. che poi non è facile spiegarlo alle persone, immagino. Cioè il tuo lavoro impone anche di formarsi continuamente per saper dialogare con clienti diversi, anche chi ha difficoltà come c'entra Guy, il punto il Pippo. Bravo Pippo. Clientela standard sta a risposta preconfezionata, come clientela differenziata sta a personalizzazione. Cerco questo di l'ho fare capito. Sì. sempre corsi nuovi e diversi tra loro, esperienze diverse per tirare fuori il meglio di me e trovare le risposte migliori. Mi sa che devi ancora trovare il corso giusto però, perché Poveretto, Per no? dirti, nel 2007 ho fatto il corso Pagea Taro a Longarone. Ah sì? Sperimentare era la parola d'ordine. Bravo. Osare era la parola d'ordine. Scusa, ma sperimentare o osare? E mi go provare. Ma cosa? Provare era la parola d'ordine. Sì, ma quante parole d'ordine Azzardare c'è? la parola d'ordine. Anche- Quante parole d'ordine c'è? E io ho osato, non bisogna avere paura di osare. Non avere paura era la parola d'ordine. Un'altra. E così ho osato e ho fatto il gelato al gusto Pearà veronese, Orca. Cren e Oreo. Cren e Oreo, che razza di abbinata, come era? Una merda. Ecco, infatti. Possiamo tornare alla domanda cortesemente, Jacopone, tra la differenza tra azioni e obbligazioni. Secondo me non la sa nessuno. Ma neanche Eo la sa, secondo Non me. è semplice, devo dire che spiegare l'economia in maniera semplice non è semplice. Ma che ha fatto il corso? È giusto dare strumenti agli investitori in momenti come questi dove l'inflazione sta galoppando. Ah, attenzione. L'altro giorno ero a cavallo a mega superare l'inflazione. Scusa, qual è? Io non lo so. Possiamo sapere qual è la differenza? Dai. Gaetano, ricordate che il can de do paroni muore de fame. Bravo. Ma se il paron è uno e il can muore de fame, se stronzo il paron. Ah sì, non avevo mai pensato così, Garazon però,
Ma che sono cosa? Io voglio sapere la differenza tra azioni e obbligazioni. La domanda è semplice. Gaetano, è una roba semplice, potrei anche spiegarti, ma uno può anche vederla su internet. Ma siccome ci sei tu qui, dicela tu, se no... Ma anche se io te la spiego, dopo uno non si ricorda, potremmo andare a vedere in internet, dai, andiamo a vedere insieme e ti spiego come cercare la risposta. Questa è un'ottima idea. Ma che ottima idea, questo non la sa la differenza, per quello volevo andare a cercare in Ragazzi, internet. adesso però mi spiace, ma ho finito il tempo a mia disposizione. Guarda, vorrei tanto darvi una mano, ma devo scappare. Ho promesso a mia moglie che andiamo a fare shopping insieme. Voglio regalarne una borsa e sono indeciso tra Londra e Hong Kong. Ragazzi, va avanti e ricordate, articolo 18, l'investimento giusto te frutta un botto. Grande, grazie Jacopone. Ciao. Ma dove deriva sbregarsi da ridere? Cioè, secondo voi? Probabilmente ti ridi talmente tanto che te ti spacchi, apri, cioè perché diciamolo a chi, cioè sbregare è un termine veneto, magari non tutti lo capiscono. giusto, I miei sbregare. parenti giù a Napoli non lo capiscono. Sbregare è proprio stracciare. Dico in napoletano però. Sai che non lo so come si dice in napoletano. E ora che origini Gaetano, dai. Ma tu hai un vocabolario del napoletano, sai dove che io vende? Vabbè, dove? Da Trevisan, Scapacchio. Sapevo. No, questo ci apre ad una domanda: da dove nascono i modi di dire, no? Ne ho sentiti alcuni ultimamente che mi hanno molto incuriosito perché non ne conoscevo l'etimologia. Tipo. Vale un occhio della testa. Beh, certo. Da dove viene sta roba? Allora, credo, se non ricordo male, c'era una cosa per cui potevi pagare, forse pagavi con un occhio, nel senso se avevi dei debiti per risarcirli, può essere? Oppure Allora, ti do talmente tanti soldi e io sono un ciclope che ste me cavi qui o non mi resta niente. questa è una possibilità. Ma poi sono io Bravissimo l'ignorante. Marco. Ma che bravissimo Marco. Vero. Questa era una È vero. No, ma c'è una leggenda che dice beh. una leggenda dice che un contadino molto molto tirchio trovò nel suo campo una lampada, no? Una lampada del genio, e questo genio, per metterlo alla prova, che ha detto, guarda che indietro gli era un genio Era genio abbastanza. sappi che ogni tuo desiderio riceverà una ricompensa doppia al tuo odiato vicino di casa, contadino e rivale, no? Tipo se mi dai €1 milione e io che ne arrivo 2. Io che ne arriva 2. E quindi questo che attacca a pensare, cioè questo che era anche a tirchio, no? E che attacca a pensare, beh, se il trattore, no? Quest'altro che ha 2 trattori, no? €1 milione, no? St'altro due campi, no? St'altro che ha 4 campi. E alla fine, talmente tirchio, cosa che ho detto? Cavami un occhio. Complimenti. Così a st'altro che ne cavava 2. E quindi vale un occhio della testa. Penso che sia una delle cose più belle e terribili che ho sentito. Brutta. E dare i numeri. Perché si dice dare i numeri? Uè, Gaetano, tu, perché? La smorfia napoletana, C'entra il lotto, la lotteria. C'entrerà forse. In una versione, insomma, si dice che c'entri proprio questo tema, il dare i numeri, no? Cercare dal mago, dal cartomante, i numeri giusti da giocarsi all'otto per poi vincere. Esatto. Un'altra versione riguarda invece un po' più il nostro mondo, più o meno, cioè il mondo del cinema. Perché c'è il nostro mondo, adesso adesso che c'è il nostro mondo. Il nostro mondo dello spettacolo. E dicono che scopro adesso che è il nostro mondo del spettacolo. Ascolta, dai. E i primi anni dell'avvento del sonoro, e gli attori non gli era abituati a recitare, no? Per cui molto il cambiamento è stato tanto. Ne conosco 3 che anche adesso. Anche con e senza il sonoro, noi facciamo sempre la nostra figura. Per cui spesso la memoria delle battute era un grosso problema. Cioè, ti pensa a passare dal niente. Giusto. E quindi dicevano che il costo all'epoca di girare e rigirare pellicole con questi che sbagliava gli era un problema. Per cui chiedevano agli attori di non recitare il copione, ma ripetere i numeri in modo espressivo, in modo che dopo nel doppiaggio gli metteva il... Esatto. Cioè, quindi magari uno doveva dire ti amo, sei la vita mia. Esatto. Diceva 35, 12, 14. No, 7. 2. 7. Siete veramente bravissimi. Grazie. Io avevo scritto che volevo fare una prova di improvvisare un western dando i numeri. Ma perché improvvisare un western? L'abbiamo fatta sulla Marco e Gaetano improvviseranno un western solo con i numeri. In 7. Dammi un 33. Ma dammi uno. Dammi un 33, no. Beh, insomma, questo cioè, vabbè, mi sa un ragazzi, attore a proposito dei western spareve
No, comunque non è così lontano il motivo per cui gli attori dei sceneggiatori di Hollywood desidero protestare, no? Se ci pensi. Sai che stanno facendo la protesta contro l'intelligenza artificiale, perché dice: se te me convochi solo una giornata per registrare espressioni del viso e dopo lasci fare tutto l'intelligenza artificiale, questo è il motivo per cui stanno protestando loro e anche gli sceneggiatori. Certo. Pensa però che sto dare i numeri era un po' l'embrione di sta protesta. Tra l'altro pare che lo slogan della protesta a Hollywood sia sì, devo dare i numeri, cioè, pare che proprio così. Chiudo con 2 modi di dire insulsi: partire in quarta, che cassata, no, provi. Ma secondo, e adesso quel cambio automatico? Bravo. È impossibile. E andare a fare 2 passi, cosa serve? Cioè non ti arrivi neanche fuori da casa, andiamo a fare 2 passi, non ti metti neanche scarpe. Siete in montagna, magari te fai il Sella e il Giaune la stessa giornata. 2 passi, tanto. Tu mi dirai è sinonimo di dire basta fare un minimo di camminata. Ma quanto oseo sto minimo? Mi sono informato. 3.967 passi. Questo è il minimo. Sai che c'è uno studio dell'Università di Harvard, non so se lo conosci, che stabilisce che 1 ora di esercizio fisico al giorno equivale a 3 ore di vita in più. Bravo Marco, qui volevo arrivare. Dice questa ricerca delle European Journal of aspetta, dicevo che dica col megafono al manco. Giurla. European Journal of Preventive Cardiology. Ma ascolta, sentiamo cosa che dice il Giurla, dai. Dici il Giurla cosa dice? Non è una burla, lo dice il Giurla. Dell'Università Medica di Lodz in Polonia. Lodz a testino? No, Lodz in Polonia. Okay. Hanno condotto questa indagine su circa 250.000 persone per 10 anni, quindi è una roba. Che aveva tanto tempo. Sempre stessi. Hanno scoperto che con 3.967 passi al giorno si riduce il rischio di morire per qualsiasi malattia. Sì, vero. Ma se siete pigri bastano 2.337 passi per ridurre il rischio di morire di malattie cardiovascolari. Quindi giusto, va bene. Quindi camminate, ragazzi. Camminate. Vai, buono. Ippocrate diceva che camminare è la migliore medicina, d'altronde, no? Certo. Bello, Per esempio, no, si dice che camminare al mare fa bene, camminare in montagna è salutare. No, ma se camminare al mare e in montagna fa bene comunque. Sì, anche in centro. Sì, però camminare in montagna è salutare. Ti al mare, persone che ti incrocino, te che dici niente, ma se te vedi in montagna te sei di tutti, no? Buongiorno, buona passeggiata. Camminare in montagna è salutare. Ciao! Ma posso mandarlo a fare 2 passi? Perché non partiamo con gli effetti sonori che sfruttiamo poco a tastierina? Il motore. Questo è sempre preferito. Il motore, l'hai già detto. Ma che cazzo! Il motore. Bisogna sentire anche il daghi cazzo. Andiamo bene. Sorella. Però scusa Marco, posso dire, cioè però no a caso, mi dà un po' fastidio, mi mette un po' ansia. Sta tranquillo, era un modo per iniziare la terza parte di questo podcast. Allora, chiedo scusa, è che sono un po' stressato, per cui cosa è successo, Gaetano? Problemi a casa? No, forse che è roba del video poker che diceva Jacopo. Ma non è vera sta roba del video poker. Tutto. Ma cosa non è vero? No, sto traslocando. Come va? Potevi dirlo subito. E come va? Guarda, ne ho pieni gli scatoloni, ma va veramente pieni. Ma è un incubo. È un incubo o no? Posso chiederti una cosa? Dimmi. Dove hai comprare i scatoloni? Guarda, io li sono andati a comprare in un negozio famoso che si chiama Trevisane Scapacchio. Ma non a base perché ho aggiornato anche il pacchetto Office, visto che c'era, ho fatto le speed. Scusa, dov'è che li hai presi? Da Trevisane Scapacchio. Esatto. Perché Gaetano non voleva che usassi le basi, allora io le avevo tolte. Comunque, al di là di tutto, si dice, no? Che è una delle cause di maggiore stress della vita dopo, insomma, al di là di quello. Sembra quasi tutto bello, almeno all'inizio, poetico, perché pensi a una nuova meta da raggiungere, una nuova avventura, proprio come succede nei film, se ci pensate. Però nei film succede in maniera completamente diversa, perché il trasloco nei film dura 6 minuti netti, è vero. Musica di sottofondo, tutto meravigliosamente semplice, al rallentatore, tranne quella tazza, no, che sbadatamente dalle mani della protagonista cade per terra, se rompe loro. Se te capitati... Sì. Insieme io a Tasha quella più bella che avevo. Perché nella realtà il trasloco è completamente diverso. Ma tra l'altro nei film è tutto già inscatolato.
Bravissimo. E chi li ha ha fatti? fatti gli scatoloni? Maledetti. No. Nel trasloco dura 24 settimane, che se Bravo. 3 mobili distrutti, Sì. 5 feriti gravi, 3 crisi isteriche, un esorcismo e Addirittura. uno 0 in più sul tuo conto in banca, ma davanti a tutti sti altri numeri. Ah, proprio 0. Comunque sono un po' stressato. Si Posso sentiva. dirti una roba, Gaetano? Io ho recentemente mi Sì. sono imbarcato in questa avventura, ho dipinto la mia lavanderia a casa, Bravo. zona lavanderia, Bravo. Cioè, insomma. piccola zona, per spostare il contenuto. Cioè, mica ho portafoglio a tutto. Passava a gente e pensavo fosse un mercatino di quei americani, sai che i putai si mette a 500 a vendere tutto. No, io Non oso immaginare cosa vuol dire spostare Sì, una casa. E tra l'altro io di traslochi nella mia vita ne ho già fatti 2. In uno di questi, c'è da dire, ho contratto appositamente l'Ebola pur di rimanere a letto febbricitante. Perché ha fatto bene. Sì, ma questo mi è toccato presenziare, cioè non potevo fare a manco. Ed è Perché stressante. sono Pippo, quanti stressato. traslochi Mo. hai fatto? Mi ne ho fatti 16 più o meno, tra mio e quello degli amici. Mi chiama sempre così ora, perché quando che avevamo il furgone mi diceva certo, "Tu dammi una mano". il furgone, Vabbè, visto certo, che sì. hai il furgone. Sì. Comunque, Comunque- 4 anch'io credo. Ma voi non avete le gatte, ad esempio? Io ho 2 gatte attenzione. che, se posso salutare, ciao Certo. Audrey, ciao Brioche, che Ciao per Audrey, ovvi ciao motivi Brioche. non ho potuto portare subito con me. Vi ricordate, vi ho raccontato dell'inserimento Certo, e tutto il resto. scherziamo. Ora le porto in una casa nuova, per cui sto progressivamente svuotando la mia vecchia casa per portare tutto in quella nuova. La cosa divertente, tra l'altro, è vedere la faccia delle gatte che si svegliano ogni giorno, manca Che qualcosa manca in casa. qualcosa. Cioè, ma c'era un divano. Ma non posso portare subito le gatte fino a quando non ho portato tutti i mobili in casa nuova. Allo stesso certo. tempo non posso lasciare le gatte troppo tempo da sole con gli scherzi scatoloni, tu, perché no? come diceva Platone, un gatto in mezzo agli scatoloni è come un puteo a Gardaland. Cioè, Platone, lo scusa, ma sapeva. Platone sapeva Sì. Comunque mi pare di essere, sai quel pastore col barchino che aveva portato da quest'altra parte, pecora, cavolo, lupo. sì, Esatto. è stressante. Deve Esatto, capire stressante. come fare. Cioè, stressante. non ti puoi neanche assare le gatte da sole casa col vuoto perché si abituano a non aver niente. Dopo no. vai in Bravo, stress. bravo. Insomma, ste gatte sei un stress. Sì, ma non stammi a dire ste robe, Marco, proprio tu, perché gli amici poi, no, tutti bravi, aperitivo, messaggi, e là, grandissimo, oh, chiama quando vuoi, tutti amici, finché non devi fare un trasloco, no, vabbè. amici a cambiare numero di telefono, residenza, Lo connotati, so. pur di sparire, vero Marco, vero? Sì. Ma mite come hai detto di andare a bere una roba insieme? No, infatti, figurati se ti dico di venire a fare Esatto. un Va trasloco. bene, E minugo più il furgone purtroppo. purtroppo. Comunque, io ho dei consigli utili per sopravvivere al trasloco da dire ai nostri ascoltatori. Vai. Sentiamo i consigli utili per sopravvivere al trasloco e non fare la fine di Gaetano Ruocco Guadagna. Bravo. Che povero Primo, fai una lista delle cose da fare. Sì. Cioè, perché le cose sono sempre più di quelle che pensi di dover fare. Per cui effettivamente. fai una lista che Fai secondo una me lista. ne metti Fa una in ordine. lista, non si è mai 2, sbagliato. devi sbarazzarti di tutto ciò di cui non hai più bisogno. Tranne la Almeno- lista che ti hai fatto, se no ti Bravissimo, si va. perché se ti perdi quella, per esempio, sì. cioè vestiti, scarpe, oggetti, suocera, pentola, tutte No, le scusa. cose Ma che suocera che ti ho messo scatolone. non mi ricordo dove avevo messa, ma insomma. Quindi, se volete, potete anche donare, regalare delle cose. Ma insomma, in certo, generale. certo. Boh. Poi scatoloni. Sì. Cioè, ricordate, gli scatoloni sono i vostri nuovi migliori amici. È vero. Cioè, perché sono perfetti per organizzare gli oggetti, ritrovarli facilmente. Certo. Ma mi raccomando, Vanno classificati. Bravo. Vanno classificati. non fate come Memorosa, che usa il metodo Natale. Cioè? Cioè non scrive nulla, poi verso un scatolone si meraviglia del contenuto. E su questo cosa ci sarà qui dentro? Cioè, Oppure vai, per te. Che bello. Guarda cosa che oppure st'altra buiada se scrivere sui scatoloni sua parte sopra. Esatto. Che non te vedi, bisogna Esatto, scrivere in bravissimo. parte da tutti e due perché i lati. quando lo apri non vedi più. Bravissimo. esatto. Poi prepara i tuoi bagagli in anticipo, perché probabilmente non riuscirai a fare tutto il primo giorno. Certo. Ma neanche al secondo. Forse solo dopo un mese avrai concluso tutto il trasloco. E Esatto. quindi almeno la prima notte prepara i bagagli di cui hai bisogno. È come andare in Certo. vacanza. Un cambio di vestiti, Bravo. gli articoli quelli per la toilette, una bottiglia d'acqua, ma soprattutto un letto. Beh, un letto. effettivamente. Perché mica dormio 3 giorni dentro una cassettiera, cioè perché ci sto Perché dentro. si piccolo te che sta. Ma il consiglio finale che voglio dare ai nostri ascoltatori è: vivete questa esperienza come se fosse un film. Cioè, del trasloco, ricordate la scena madre, no? Il momento più distintivo di questo film. Io ad esempio ho pensato, no? A me, stremato dalla stanchezza, sul terrazzo di casa con le luci notturne, lo sguardo rivolto all'orizzonte, sotto la pioggia battente. Porco. E la battuta più o meno dovrebbe essere questa. Io ne ho- una musica qua tipo Io ne ho viste cose. Aspetta un attimo. No, questa. No? Neanche No. questa.
No, non abbiamo musica. Vabbè, ok. Grazie, complimenti per la regia. Una battuta più o meno come Più o meno come questa. questa. Complimenti Vai. per la regia. Io ne ho Aspetta, viste vediamo, cose. scusa. Fermo. E niente, no, io parto, se spoiler No, continuo. niente, No, che ne è, no. Possiamo continuare con questa battuta? Ma io sei se piove, Grazie. che Così Esatto. grilli. Ho appena finito. Vai. Io ne ho viste cose che voi mai traslocati non potete immaginarvi. Divani a 6 posti infilati su rampe di scale strette poco più di un umano. Ho visto riemergere dagli abissi di uno scatolone inutili tatare e quel parente disperso alla cena di Natale di qualche anno prima. Era dentro il catone. E ho sentito imprecazioni che neanche un muratore sudato sulle impalcature alle porte di Oriago. Ma tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di traslocare. Ora è tempo di... Vivere. No. Ora è tempo di pagare e dopo non so stressato. Ma forse che te si stressa, paga Gaetano, sì, paga. sì, Allora noi vi lasciamo così Gaetano riesce ad andare a finire il trasloco. Vi invitiamo calorosamente alla prossima puntata di Baigli. Un saluto da Marco, Pippo e i grilli. Ciao, sentiamo i grilli in conclusione grilli. La scena finale con i grilli è terribile. Ciao. Ciao! Baigli è il podcast originale di Marco e Pippo, il trio comico. Cercaci sui social o sul nostro sito www.marcoepippo.com. Ciao persone!